C'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bravo. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bravo. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bravo. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bravo. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bravo. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bravo. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bravo. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bravo. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bravo. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bravo. Non
Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Non c'è una politica scarsa. Grazie. Cari amici a casa, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle Persone, una puntata, questa di mercoledì pre-pasquale. Come sapete, fra qualche giorno incombono le vacanze, che ha già cominciato oggi, l'ultimo giorno di scuola. Chissà quanti dipendenti pubblici, smart working dalle case di montagna, dal mare. Un caro saluto a tutte queste persone che ovviamente si impegnano sul lavoro, tutti i lavoratori in generale, e chi può permettersi la vacanza. Insieme alle persone, non solo qui in diretta, qui dagli studi, partiamo con un po' di sarcasmo oggi, qui dagli studi di Canale Italia Rubano, ma anche su Facebook. Ecco, regia, preghiamo, vi facciamo vedere il nostro tutorial. Potete andare, se volete, sulla nostra pagina Insieme Idee Persone TV, dove potete condividere le vostre opinioni, la vostra diretta. È esattamente quello che succede qui in studio, viene condiviso anche sulla pagina social, ma siamo anche su YouTube, per cui se non avete
Facebook perché dite che non vi piace, non avete scusanti, siamo anche su YouTube. Che dire, seguite la nostra diretta, non faremo telefonate da casa, non faremo telefonate da casa per il momento, però vediamo se magari ci mandate i messaggi e volete dire la vostra, vediamo, può darsi che faremo qualcosa. Vi obbligo, se volete dire qualcosa, a fare i commenti sotto la diretta Facebook, quindi onde evitare lungaggini, eccetera, attese, non sento, abbassare il volume, eccetera. Abbiamo pensato a queste ultime puntate di di fare i commenti sotto, quindi sotto la diretta, se volete dire la vostra, fate domande sintetiche possibilmente, in maniera tale che poi Stefania, eccola qui, inquadriamo, chiedo alla regia di inquadrare la famosa Stefania, eccola qua, gli ospiti, che adesso vado a presentarvi. Stefania poi leggerà i commenti più pertinenti, come dice Facebook. Ecco, gli argomenti, ecco, direi che regia, partiamo subito, l'argomento, invece di dirvi le solite cose, l'argomento ce lo ricaviamo da soli, con il video, ecco, per il video lanciamo subito l'unico video che abbiamo in trasmissione oggi, appena siamo pronti, ecco, quello è l'argomento, lanciamolo subito, regia. Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che di fronte a queste due cose cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Io la metterei in questi termini. E lei cosa si risponde su questo? Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Ecco, quindi abbiamo preso questo bellissimo intervento del nostro comune presidente che ovviamente rappresenta tutta l'Italia, preferisce la pace ai condizionatori. Su questo tema che andremo ad approfondire oggi con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi, abbiamo Ilaria Brunelli, consigliere comunale Bassano, e siccome ci tengo a precisare, questa è una trasmissione nazionale, Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, lista civica, bentornata, benvenuta Ilaria. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Poi Wanda Perizzari, che è consigliere comunale a Padova per la Lega, però di fatto dovrebbe essere candidata a sindaco, però sì. Secondo me è poi un'opinione, esprimo la mia opinione. Grazie, buonasera a tutti, ma il nostro candidato sindaco c'è già ed è una bravissima persona che... No, voglio entrare in competizione, però in pectore è la nostra Wanda Perizzari. Ecco, poi purtroppo il dottor Caggiano ha avuto un impegno, avremmo dovuto averlo qui in studio, però abbiamo invece Roberto Agirmo, che è dell'associazione Soccorso Veneto. Buonasera a tutti. Allora, senti Roberto, siccome magari, che ne so, penso io, quando abbiamo mandato il video, magari stavi chattando su Facebook, eccetera, io te lo faccio risentire, così magari repetita Juvent. Regia, facciamo sentire che c'è magari perseverare diabolico, magari qualcuno anche a casa non l'ha sentita il video. Mandiamolo ancora in onda. Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che di fronte a queste due cose cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Io la metterei in questi termini. E lei cosa si risponde su questo? Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Ecco, Gimo, e lei che cosa si risponde? No, però aspetta, aspetta, preparati la risposta, sigla, adesso lanciamo la sigla, nel frattempo a Girmo, il Presidente Draghi ha fatto la domanda da Girmo. Lei cosa preferisce? Ecco, vabbè, adesso a Girmo la risposta ce l'ha, sigla. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica spazio.
Eccoci qua, di nuovo in diretta, 21.09. Allora Roberto, la domanda che ti ha fatto il Presidente Draghi... Ah, l'ha fatta a me. Penso di sì, perché comunque il video diceva e lei cosa dice? È riferita a te, secondo me. Sorrido per non piangere, perché sentire delle amenità di questo genere da parte di un Presidente del Consiglio è qualcosa di orripilante. Allora, abbiamo un governo che chiede semplicemente tagliare le spese dell'energia elettrica, ma contestualmente non calcola che il condizionatore non basterebbe, ci sono qualche piccola fabbrica che forse avrà dei tagli, oppure qualche piccola fabbrica o grande fabbrica che dovrà chiudere perché non riesce a pagare le bollette energetiche. Oppure dovremmo calcolare anche un altro elemento non di poco conto. Questo governo ha tagliato le spese della sanità, ma in compenso ha aumentato sproporzionalmente quelle che sono le spese per le armi che andiamo a regalare all'Ucraina. Siamo secondi in Europa per spese militari. Sì, siamo bravissimi, perché d'altro canto è vero che la pace si conquista con le armi. Infatti l'Italia, che teoricamente ripudia la guerra, in realtà sta foraggiando di armi. È una cosa abbastanza illogica, però va bene così. Evidentemente in Italia funziona così. Ma non solo, allora abbiamo detto, taglio della spesa della sanitaria, aumento delle spese delle armi e poi genialata, la settimana scorsa il nostro governo ha eliminato l'IVA sulle armi. Bingo! Cioè, incredibile. Allora abbiamo spese di prima necessità dove c'è l'IVA, perché c'è l'IVA dappertutto, c'è l'IVA sul pane, c'è l'IVA sul latte, c'è l'IVA sul latte per i bambini, però sulle armi no, perché il nostro governo ha deciso che era giusto per una spesa inclusiva, questo è scritto nel decreto, per una spesa inclusiva tagliare il costo delle armi. Se questo è un governo lungimirante oppure, non lo so, è più probabile che sia un governo ai piedi della NATO, la quale è ai piedi degli Stati Uniti. Dopo, se vogliamo intervenire su quello che è il discorso della guerra, è un altro paio di maniche. Io guardo gli elementi oggettivi. Gli elementi oggettivi dicono che noi stiamo spendendo soldi per le armi, non ci sono soldi per tantissime famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, anzi, prima non arrivavano a fine mese, adesso non arrivano neanche a metà mese, e quindi, non lo so, siamo in una botte di ferro. In mezzo all'acqua, andiamo sotto. Ilaria, sono sicuro che le tesi ti sarai immaginata, diciamo, una risposta, oppure quando hai sentito per la prima volta quello che ha detto il Presidente Draghi avrai detto la tua. Però più che farti questa domanda scontata che tu ti sarai già preparata, invece io te ne faccio un'altra. Mi ricordo che quando è cominciata la guerra, il tuo sindaco, il sindaco nel senso della tua città di Bassano, è stato tra i primi. Non lo conosco, quindi non ho nulla di personale contro la sindaca di Bassano del Grappa. È stata una delle prime a mettere un post dicendo stiamo raccogliendo fondi, veneti, dateci tutto quello che vi avanza, vogliamo... Ecco, io questa cosa mi ricordo benissimo, ho avuto un momento di sofferenza anche perché ho pensato, e quelle centinaia e migliaia di persone italiani che al di là del reddito di cittadinanza, al di là della propagandista che fa certi partiti per accaparrarsi i voti, che però realmente hanno uno stipendio della fame, realmente hanno una pensione minimalista, che cosa possono aver pensato di fronte ad un proclama messo su Facebook da parte di questa sindaca che diceva dateci, continuate a darci perché noi vogliamo aiutare? Beh, allora, ovviamente dal punto di vista della generosità non possiamo proprio lamentarci, nel senso che c'è stata una risposta altissima e questo è un bellissimo gesto, nel senso che comunque quando stai aiutando delle persone stai facendo del bene e è inequivocabile che sia un appello positivo. Non sbagli mai, diciamo. Non puoi sbagliare mai. Quello che fa riflettere molto è la sensibilità, diciamo, estremamente accesa in questo momento nei confronti dei profughi. Sono cittadini, sono donne, bambini, cioè ho anche degli amici personalmente che stanno ospitando proprio delle persone che sono scappate. Quindi la sofferenza la puoi vedere proprio e toccare di persona. La cosa che fa riflettere è tutta quella sofferenza che sembra essere, come dire, passata sotto silenzio. In particolare in questi mesi, da agosto in poi, c'è stata un'escalation di violenza impalpabile
ma molto molto tangibile per chi la subiva, ed è una violenza che non ha a che fare con la guerra, con la geopolitica, ha a che fare con la discriminazione, e ci sono state tantissime vittime di quella violenza. È questo che secondo me dovrebbe far ragionare un cittadino, questa estrema generosità che noi adesso proviamo nei confronti di persone che provengono da un altro paese. Perché non siamo riusciti a sentirla, a provarla in questi mesi per il nostro vicino di casa? Cos'è che ci ha impedito di provare la stessa compassione che stiamo provando adesso per degli esseri umani? Allora, io penso che di mezzo a fare la differenza in questa diversa compassione ci sia stato sicuramente l'apporto dei media, inteso come messaggio di comunicazione pressante che anziché stimolare, come ha fatto per esempio il mio sindaco, delle azioni di compassione e di comprensione nei confronti dei propri vicini, è andata invece a stigmatizzare, a esasperare, cioè, e non solo i media hanno trasferito in realtà un messaggio che proveniva dalle istituzioni. È questa la gravità, perché noi abbiamo sentito adesso il Premier fare un esempio imbarazzante con i condizionatori alla pace, ma una cosa altrettanto imbarazzante e ancora più grave l'aveva detta, mi sembra il 23 giugno o il 23 luglio, eravamo prima del Green Pass, quando ha stigmatizzato coloro che l'appello a non vaccinarsi era un appello alla morte, a morire, Non ti vaccini, muori. Non ti vaccini, muori, oppure non ti vaccini, contagi e fai morire, e là ha praticamente messo l'etichetta di omicidi, di responsabili di morte, cioè una cosa gravissima che un'istituzione non dovrebbe neanche mai dire, e l'ha detta pubblicamente uno dei vertici delle nostre istituzioni. Da lì capisci che quando il pesce puzza dalla testa, il cittadino poi viene ovviamente condizionato da questi messaggi. Quindi la compassione riusciamo a provarla per gli ucraini e ancora adesso non riusciamo a provarla per dei genitori che sono stati lasciati a casa sospesi dal lavoro, per il ragazzino che non può andare a partecipare al campionato, per il sanitario che è stato sospeso, aziende chiuse, non riusciamo a provare compassione. Io faccio anche un invito ai cittadini, cioè proviamo a cercare dentro noi stessi dov'è quella compassione che stiamo provando verso gli altri e provare a esercitarla verso i nostri compaesani. Diciamo che noi italiani siamo bravissimi esterofili, cioè amiamo l'estero, ma siamo un po' meno, forse non troppo patriottici, magari come sono i francesi. Però Wanda Perizzari, ho una sorpresa per te, perché abbiamo in collegamento niente proprio di meno che un mito della nostra trasmissione, che sento una risata sottofondo, Francesco Scopelliti. Ciao Francesco. Definirmi un mito mi sembra eccessivo. È un mito per la nostra trasmissione, cioè, volevo mettere... Wanda è un mito. Ciao Francesco, ciao. No, beh, io ho detto aspirante, candidato sindaco in pectore, ho detto, mi sono permesso di dire. No, candidato sindaco no, candidato sì, ma a sostegno di Giordani, ma candidato sindaco ovviamente. Anche no, anche no, di supporto al nostro attuale incompatibile. Francesco Scopelliti. Io sarò candidato a sostegno di Giordani, Wanda. In quel senso. Bene, questo è uno scoop allora. Senta Scopelliti, senti Francesco, ma dici un po' quanto è faticoso lo smart working nella casa di montagna o in vacanza, dai. Ma è terribile, fra un'ostrica e una capasanta dover anche lavorare, Vincenzo, sono sudato. No, ma ti vedo sofferto. Ti vedo sofferto. Comunque, ecco, benvenuto Francesco, collegato via Skype, doveva essere qui in trasmissione, però impegni personali. Ecco, rimani dirigente Italia Viva a Padova, ovviamente ti ho visto anche molto impegnato con i gazebo. Mi diverto, lo sai che mi diverto. Con belle fotografie in primo piano, tu e il tuo gruppo, bene, bravi, complimenti, perché chi fa i gazebo comunque va sostenuto, va, come dire, massimo dell'ammirazione e dell'impegno, perché ovviamente è bello incontrare le persone. Wanda lo fa molto meglio di me
e lo sa benissimo. Bene. Lo faccio da 8 anni. Vi verremo a trovare. Ecco, Vanna, a proposito di quello che è emerso dal video, da quello che abbiamo detto del sindaco di Bassano, del post che ha messo, di quello che ha detto Ilaria, te sei sempre stata una persona molto vicina, cioè io da quello che mi posso ricordare, il tuo cuore l'hai messo proprio a favore degli imprenditori, delle persone. Io mi ricordo i tuoi post, le aziende chiuse, i negozi chiusi, la strada, cioè le esigenze del cittadino. Ecco, come mai abbiamo questo atteggiamento esterofilo, cioè quanti veneti hanno aiutato, mobili, immobili, denaro, vestiti, eccetera, e invece l'imprenditore che chiude, quello non fa pena, passami il termine, o non fa commiserazione, come mai? Beh, questo è un discorso molto complesso. Chiaramente siamo stati un po' presi alla sprovvista con sta guerra che è accaduta tra l'invasione della Russia alla Crimea. È chiaro che i media, come hanno detto anche i miei predecessori, hanno un ruolo fondamentale. Quindi abbiamo assistito a così di brutto tutti i giorni, tutte le ore, a tutte le ore del giorno, di un martellamento di questi bombardamenti, questa gente che moriva, corpi in mezzo alla strada, gente che scappa, prevalentemente donne, bambini, anziani. E soprattutto perché gli uomini devono rimanere lì per combattere. Quindi siamo stati un po' martellati, siamo stati un po' presi chiaramente dal senso di voler fare qualcosa, impotenti di fronte alla guerra, ma in grado di poter aiutare questa gente che scappa. Siamo stati un po' presi così, ci siamo lasciati prendere la mano, e quindi aiutare. Su questo chiaramente le opere di bene si fanno sempre per tutti e per chiunque ne abbia bisogno. Specialmente in questo caso qua abbiamo proprio gente che scappa dalla vera guerra, gente che perde la casa, gente che non ha da mangiare, gente che ha paura, gente che muore mentre tenta di scappare. Ecco, questo è un dato di fatto di fronte al quale non possiamo che provare pietà, tenerezza e voglia di aiuto. Nel contempo però dobbiamo toccare un tasto assai doloroso che riguarda la nostra gente. Ecco, la nostra gente, noi lo sappiamo benissimo, questa guerra ha portato anche a evidenziare una grave crisi, che è quella dell'economia che noi abbiamo, che dipende da 2 anni di Covid, e adesso con queste materie prime che aumentano, con il gas che aumenta, gente che non riesce a pagare le bollette. Proprio stamattina sono andata a trovare un commerciante che mi ha detto: Wanda, non ce la faccio, fammi un favore, fammi rateizzare le bollette. Sì, io posso anche intervenire, ma poi alla fine rateizza, ma a un certo punto le devi pagare. Si dice: se no io chiudo. Abbiamo aziende che hanno chiuso intanto per un po' di tempo per vedere che cosa si può fare, ma lasciano a casa delle persone, quindi è una conseguenza disastrosa a catena, perché l'imprenditore chiude, lascia a casa i dipendenti non hanno soldi da mangiare. Proprio anche oggi ho visto un signore che dice: ho perso il lavoro, ho 2 bambine da mantenere, era lì che segava l'erba, dice: a tempo perso faccio il giardiniere per poter comprare il pane per la mia famiglia, faccio il giardiniere perché non ho lavoro, mia moglie ha perso il lavoro, abbiamo 2 bambine piccole. Io veramente di fronte a queste realtà rimango basita. Noi abbiamo dei problemi grossissimi di sopravvivenza, non dico più neanche di vivere, di sopravvivenza. Adesso ne ho citati alcuni, ma Dio mio, è una settimana, un mese che giro in continuazione e il disastro si tocca con mano. Ecco, e qui non interveniamo. Sì, la Lega sta facendo tante cose, sta cercando anche siamo riusciti anche comunque a far togliere l'IVA sulle accise, per cui insomma abbiamo cercato anche di diminuire il prezzo del gasolio, della benzina, perché rischiavamo la crisi totale, camion che non riuscivano nemmeno, fermi alla dogana, che non riuscivano a correre, per cui in qualche maniera stiamo cercando di fare, ci stiamo battendo perché non ci sia l'aumento delle tasse in qualunque, cioè le tasche degli italiani non si devono toccare. Noi ci stiamo battendo con tutte le nostre forze, quello che possiamo fare, quello che siamo in grado di fare, perché siamo al governo. Certo che siamo al governo, meno male che siamo al governo, però siamo in un governo di coalizione, non è che possiamo fare quello che vogliamo noi, stiamo proprio cercando di fare qualcosa, perché il problema dell'economia italiana è disastroso. Arriviamo
arriviamo sul discorso Lega al governo, non ti preoccupare. Senti Francesco, ci senti? Niente, la domanda era che dove ti sei collegato diciamo con la trasmissione già avviata come d'accordo, quindi però l'argomento che abbiamo discusso è questo, cioè alla fine Draghi che cerca di impietosire l'Italia sulla guerra, anche i mass media, però nello stesso tempo l'Italia che non si impietosisce di fronte a persone che perdono il lavoro, persone che chiudono le aziende, gente che... perché poi occorre dire, ecco Vanna, volevo precisare che il post a cui facevo riferimento fatto dal sindaco è stato fatto proprio all'inizio della guerra, quando non si sapevano bombardamenti, non si sapevano di uccisioni, non si sapevano di gente torturata, eccetera, eccetera. Poi quello che dicono, ovviamente noi non siamo là e non possiamo testimoniarlo, ci viene riferito. Ecco, te cosa ne pensi di questa Italia a due facce? Cioè, da una parte solidale verso un paese magari che molti non sanno neanche a livello geografico dov'è, e invece magari vicino di casa che si muore di fame, invece magari uno passa avanti. Sì, allora mi senti? Sì, assolutamente sì, vai. Allora Vincenzo, guarda, intanto io non vorrei dire, io ho sentito solo l'ultima parte dell'intervento dell'amministratore dell'amministratrice di Bassano del Grappa, sì. Di Bassano. Però mi sembra del tutto fuori luogo paragonare la questione della guerra e la tragedia vivendo quel popolo con il fatto che teniamo chiuso una settimana un ristorante, per essere chiari. Beh, insomma, mi sembra un po' banalizzare l'esempio. In Ucraina la gente sta morendo. A Mariupol ci sono 25.000 morti, 25.000, e paragonare quella situazione, io allora, per sgombrare il campo sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Draghi. Volete la pace o volete i condizionatori? Io voglio la pace, quindi pazienza se dovrà meno di un pochino di gas e quindi essere un po' solidali con l'Ucraina. Prima questione. Seconda, anche Wanda, mi permetto di dire, sta dipingendo una situazione come se noi avessimo un'economia di guerra. No, vi assicuro, e soprattutto qui nel Veneto, allora le statistiche ufficiali dell'Istat, non quelle di Scopelliti, quelle dell'Istat dicono che in Veneto c'è il 4% di disoccupazione. Quindi che ci sia una persona che ha perso il lavoro è probabile. Sono altrettante persone, altrettante migliaia di persone che nel frattempo, nel 2021, il lavoro lo hanno ripreso. Io conosco personalmente, ma vedete, quella che è la nostra impressione personale è fuorviante, perché quelli che contano poi sono i numeri, e i numeri dicono che l'economia è tornata a prima del Covid con i numeri complessivi. Pazienza. Io poi aggiungo, vedo che c'è Roberto, il mio amico Roberto lì in studio, aggiungo che io non ho nessuna simpatia per quelli che non si sono vaccinati, perché quelli che non si sono vaccinati hanno rallentato il percorso di... No, arriviamo Francesco, arriviamo con gli argomenti. Ecco, ti chiedo una cortesia, Francesco. So che hai una bella cravatta e ti piace farla vedere, però magari eccola qua. Però se mi fermi il cellulare, perché sennò a casa mi viene mal di mare. No. Scusa, ho visto Roberto Agirmo, mi sono infervorato e ho cominciato... Aspetta che risponda. Aspetta che adesso rispondo. No, ripeto, so che è una bella cravatta, comunque il discorso dei condizionatori era riferito, Francesco, ai dipendenti pubblici. Era riferito ai dipendenti pubblici che devono tenere certi standard negli uffici e si sa che non sono molto risparmiosi eventualmente. Allora dico, sentiamo... No, Francesco, aspetta, fammi parlare. Sentiamo il riscaldamento chiuso. Bravo, sei un esempio. Roberto Agirmo, allora Francesco Scopelliti ha detto che è una cosa, tu hai scosso la testa, ma tanto gli imprenditori non è vero, tanto recupera. Questa è un po'
il leitmotiv dalla sinistra, no? Che ha sempre detto vabbè, ma tanto gli imprenditori ce la fanno lo stesso, no, sono certo. supereroi, chi se ne frega, tanto chiudono. Mi sono preso appunti mentali. Ecco. Allora, mentre con la signora Wanda Pellizzari, per una questione empatica, non riesco a criticarla aspramente perché mi ispira simpatia e bontà, mentre con Vincenzo, guarda, cioè proprio te le tiri addosso da solo. Allora, guarda, da dove inizio? Inizio che tu sei un guerrafondaio. Perché, Io? Aspetta, ti finisco il ragionamento, perché inizio da lontano per arrivare al punto. Tu e il governo che appoggi, e lo appoggia anche lei, mandate armi. In un governo, anzi, siamo uno Stato che ripudia la guerra. No, In realtà... No, io sono stato zitto. No, Francesco, aspetta, fai anche tu gli appunti mentali. Fai gli appunti mentali. di offesa. Fai gli appunti mentali. Aspetta, fai gli appunti mentali, Fai poi gli mi appunti rispondi. mentali, poi... Allora, questo governo manda armi. Le armi creano morti, fino a prova contraria. Ma tanto voi ci siete abituati, perché quando la NATO, ad esempio, ha attaccato Belgrado e ha buttato bombe, c'erano morti, non c'era Facebook forse. Allora, io mi domando che differenza... perché avevamo la resistenza. Allora, liberato il paese. Politicamente mi stai antipatico, personalmente mi stai simpatico, per cui lasciami parlare. Allora, Sì. voi siete abituati a bombardare, è una politica abituale, è una politica che voi appoggiate in modo assolutamente costante, perché se andiamo a guardare nel recente passato, a parte il periodo in cui è stato presidente degli Stati Uniti Trump, che non ha fatto guerre, tutti quelli prima, tutti, ne hanno fatte a bizzeffe, fammi finire, hanno fatto guerra a bizzeffe facendo morti evidentemente di serie B, perché Iraq, Siria, Afghanistan, Serbia... Questi morti, i bambini non erano bambini? I bambini morivano? No. I bambini rimanevano senza papà e la mamma? Evidentemente no, perché tutto il cancan che state facendo e organizzando, ma non tu, ok? Il tuo partito, il suo partito, no, eccetera, eccetera, sono cancan mediatici che stanno dipingendo con i colori dell'inferno una parte politica. Prima la signora Pellizzari ha detto che la guerra in Ucraina è arrivata così, tutta ad un tratto. Allora, soltanto le persone semplici possono dire una cosa di questo genere, perché non è assolutamente così. Era palese. Io mi ricordo nel 2017, se non ricordo male, tale Giulietto Chiesa aveva fatto una disanima perfetta di quello che sta succedendo oggi. Mi ricordo ancora più indietro, lo stesso Biden, pensa, lo stesso Biden aveva detto che, parole testuali di Biden, se ci fosse stato un allargamento della NATO a paesi tipo l'Ucraina, ci sarebbero potuti essere dei grandi sconvolgimenti. Dopodiché evidentemente le situazioni sono cambiate, eccetera, eccetera. Quindi la guerra in Ucraina non è assolutamente un fulmine a ciel sereno, ma è una bomba programmata. È una bomba programmata e voi state foraggiando, facendo in modo, come ho detto prima e forse non hai sentito, ma te lo ricordo, quanti miliardi sono stati spesi e quanti verranno spesi per le armi dall'Italia, che è il secondo fornitore. Secondo, quanti uomini sono già da quelle parti, non in Ucraina, ma al di qua? Sono 1600. Quanti mezzi sono stati mandati? Perché avete tolto l'IVA? Avete tolto l'IVA? Vergognare? Cioè, dovresti, altro che spegnere il condizionatore, poi te lo dico simpaticamente, ma buttarti sotto il tappeto e star nascosto. Avete tolto l'IVA alle armi, ma è vergognoso, è ignobile, è da furfanti e assassini. Ti rendi conto? E sto qua sono i tuoi governanti e i suoi governanti, perché è inutile che la signora Pellizzari, che non voglio attaccare, mi dica... Noi della Lega stiamo facendo questo e quell'altro. Andate fuori dal governo se avete le... no. Ma fatelo cadere il governo, che ce la fate ogni volta che qualcuno dice Renzi o Bossi, stavo per dire, o Salvini, eccetera, eccetera, dicono non siamo d'accordo con questa cosa, voteremo contro. Poi, coda tra le gambe, testa bassa, scusa caro Draghi, torniamo all'ovile. Ma andate a quel paese. No.
Simpaticamente parlando. Faccio solo una precisazione. Sentiamo Una Perizzari. precisazione Sì, solo. Wanda. Allora, noi stiamo continuando a batterci, a combattere, a predicare la pace. Cioè noi continuiamo a dire, non è che con le bombe si... Ma siete là? Meno male che ci siamo, cerchiamo vorrei di fare... capire perché meno male. Sì, perché stiamo contrastando con tutte le nostre forze quello Fatelo che può cadere essere. il governo. Ma lasci stare, noi stiamo facendo... Fatelo cadere il governo. Tu prima hai parlato appunto che vogliamo mandare armi. Non è vero, noi stiamo cercando in tutte le maniere, lo diciamo sempre, non è mai troppo tardi per la pace. Noi stiamo... la nostra parte politica è lì che si impegna con tutte le forze. Signora per poter Wanda, parlare cercare bene ma razzolare mani non mi sembra che sia ma siamo apposta Vabbè, al governo per poter arginare quello che è il pericolo. Adesso arriviamo, Wanda, su questo aspetto, però nel frattempo, Stefania, leggiamo l'ultimo messaggio, un certo signor Giuseppe. Cosa dice il signor Giuseppe? Questi politici dove vivono pensano che questo governo non è responsabile del disastro sanitario ed economico? Come possono pensare di avere la pace mandando armi o diminuendo l'aria condizionata? Ci prendono per imbecilli o non si ascoltano? Quando parlano. Bene, effettivamente è un po' Ilaria. Cosa diciamo? Sì, volevo fare un appunto al nostro ospite. No, perché Francesco Scopelliti, non so se l'hai sentito bene, ha detto la colpa è di quelli che non si sono vaccinati, che hanno rallentato, ha usato questo termine, hanno rallentato l'economia. Birichino Scopelliti. Guarda, non entro neanche nel merito di questa discussione, ma volevo fare un appunto. La prima precisazione è che la capacità di compassione non dipende dal tipo di violenza, quindi io non sto confrontando la guerra con chi è rimasto a casa, ma sto dicendo che bisogna essere in grado di provare compassione, è questo che dico, e il provare compassione è una cosa che dovremmo fare tutti quando una persona che conosciamo è in difficoltà, e quindi io invito a cominciare a provare compassione per coloro che fino ad ora non hanno incontrato, diciamo, la nostra sensibilità. Secondo appunto che faccio, lo faccio sulla domanda che ha fatto il Premier, che è una domanda sbagliata. Non bisogna rispondere se uno vuole la pace o il condizionatore. La vera domanda è: vuoi la guerra e le aziende fallite o vuoi la pace e un'economia florida? Prego. Scopelliti, hai compreso il discorso? Non credo. Sì, è chiarissimo. Cerco di essere il più pagato possibile. Intanto dico all'amico Roberto, intanto gli dico, io sto pensi, è evidente che lui a Gozzelli purtroppo regia, il collegamento è KO. Mandiamo la pubblicità così magari Francesco magari accelera un po', visto che chissà in quale parte di villeggiatura è così lontano, quindi non c'è linea, non c'è internet e quindi magari ha difficoltà di collegamento. Pubblicità e poi torniamo fra qualche secondo. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Noalese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine.
Il Centro Consorzi presenta Unidolomiti, il nuovo settore dedicato all'università e all'alta formazione. Ampie le possibilità di scelta con la triennale di mediazione linguistica classe L12 con 4 diversi indirizzi: criminologico, marketing e comunicazione per l'impresa, turismo e sviluppo locale, agroalimentare e sostenibilità ambientale. E ancora convenzioni con le maggiori università online. Una scelta anche per lavoratori di 84 indirizzi e corsi di alta formazione con la Libera Accademia Indef di Bellinzona. Centro Consorzi Assedico. Alta la formazione. Sempre. Allora, ci dicono dalla regia che Scopelliti sta meglio, cioè nel senso col collegamento. Roberto, però prima Scopelliti, perché non bisogna lasciarlo parlare troppo, Scopelliti che se no mi invade tutta la trasmissione. No, scherzo, ovviamente con Francesco ho un ottimo rapporto trasparente, però Francesco ha detto una cosa, sappiamo che lui è uno che diciamo, provoca, che è il motivo per cui certe cose non vanno è perché c'è stato un rallentamento dei vaccinati, la gente che non si voleva vaccinare, eccetera, eccetera. Campagna di odio verso queste persone, ricordiamoci a proposito della violenza, qual è il limite fra violenza, l'odio verso ricordiamoci che noi abbiamo vissuto giorni di odio verso chi non si voleva vaccinare, poi magari appena scoppia la guerra, ah sì, la guerra non bisogna farla, non bisogna... Cioè qual è la differenza fra la guerra con le bombe, la guerra con le parole e l'odio? Ricordiamoci, ci sono persone che si sono tolte l'amicizia, non si salutano più, parenti che si odiano per il fatto di vaccinato o non vaccinato per colpa dei mass media e di questo governo che non è stato imparziale in questa cosa. Pensa che io saluto ancora Scopelliti. È pazzesca sta cosa. Direi che il massimo allora, in realtà le domande che hai fatto sono tante. Bene, anch'io. Sì, lo so, reciproco. Allora, detto questo, in realtà mi fa piacere raccontare una pseudo barzelletta. Secondo quello che dice Francesco, arriverà il giorno, forse non arriverà mai, comunque, che ci sarà un solo non vaccinato in Italia e sicuramente persone come Scopelliti diranno che il rallentamento dell'economia, è colpa di quel Mario Rossi che non si è vaccinato. Ora, detto questo, che è una battuta, ci tengo a sottolineare un aspetto. Prima Ilaria stava raccontando di quella che è stata il racconto mediatico, e non solo mediatico, da parte di tutta una serie di politici, giornalisti o persone come Scopelliti, nei confronti di coloro i quali per libera scelta, anche perché sotto i 50 anni non c'è l'obbligo vaccinale, okay, e quindi se non c'è l'obbligo vaccinale non vedo perché dovrei, se voglio, non farmelo, i quali raccontavano cose di questo genere. Allora, giusto per fare un piccolo excursus, no? Allora, voi immagino sappiate chi è Roberto Burioni, ok? Dichiarazione di Burioni, che teoricamente è un virologo. Allora, i non vaccinati verranno messi agli arresti domiciliari, chiusi in casa come dei sorci. Passiamo a qualcun altro. Selvaggia Lucarelli, c'è scritto giornalista, vabbè, non importa, diciamo che è giornalista. Allora, ricettacoli di casi psichiatrici devono ridursi in poltiglia verde. Dai, neanche a male. Allora, guardiamo qualcun altro di interessante. Matteo Bassetti, altro bel personaggio. Sono dei criminali, il male, associazioni e organizzazioni contro lo Stato, vanno perseguiti come si fa con i mafiosi. Potrei andare avanti perché c'è una lista infinita e sono sicuro che Francesco asseconda queste dichiarazioni, perché d'altro canto, dal suo punto di vista, i non vaccinati sono il male assoluto. Allora, io vorrei ricordare, e purtroppo non c'è qui di fianco a me il dottor Caggiano. Dottor Caggiano, quindi stiamo parlando di una persona di scienza e a mio avviso anche di coscienza, è uno dei tantissimi sanitari sospesi. È un medico, quindi evidentemente qualche cognizione di causa ce l'ha, così come tanti altri. Mi risulta non vaccinato, per questo sospeso, ed è una di quelle persone che ha curato e salvato nei momenti di criticità tantissime persone grazie alle cure domiciliari precoci. Ora, ancora adesso ci sono politici, giornalisti che vogliono negare l'evidenza e negano il fatto che Tacapirina e Vigile Attesa hanno ucciso. Quindi il giorno in cui forse verrà provato da magistrati puliti e liberi che Tacapirina e Vigile Attesa hanno ucciso,
io mi auguro, ma questo me lo auguro veramente di cuore, che personaggi che oggi sono al governo e personaggi che erano al governo durante l'altro governo dove c'era sempre la Lega con i 5 Stelle, vengano arrestati e processati per omicidio colposo. Me lo auguro con tutto il cuore, perché se il Covid, che durante i primi mesi è stato un grande problema ed è stato un virus forte, se fosse stato combattuto con la coscienza e la scienza, probabilmente tanti di quei morti non ci sarebbero stati. E poi ricordo che c'è un medico che si è suicidato o lo hanno suicidato, questo non è dato saperlo. Oh mannaggia, mi sfugge. Di Donno. Grazie, Di Donno, mi sfuggiva il nome. Oggi la stessa terapia che Di Donno portava è stata riconosciuta da eminenti scienziati americani e pubblicata su riviste molto importanti americane, perché la terapia, quella legata al... amore mio, è così. Se vuoi negare l'evidenza, negala, però ricordati che negare l'evidenza un giorno ti torcerà contro. Spero presto. No, ma sentiamo Wanda Pelizzari. Sentiamo Wanda. Mi sento in dovere di sentire tutto quello che hai detto, anche, a parte il fatto che le idee di ognuno vanno rispettate, però intanto nessuno ha mai ghettizzato la gente che non si vaccinava. No, lasciami parlare. Allora, noi abbiamo sempre detto che la costrizione non è stata mai usata da noi. Noi abbiamo sempre detto invitiamo la gente... Scusa? Beh, noi del governo, sto parlando del governo, sto parlando di Luca Zaia, sto parlando della nostra. Luca Zaia? Beh, ma Luca Zaia è andato avanti giorni, mesi a fare trasmissioni in diretta televisiva, a martellare contro i non vaccinati. Sì, ma non a ghettizzarli, a dire ragazzi vaccinati, perché tu non puoi dire... Cosa vuol dire non ghettizzare? Scusa, voi non potete negare i morti che ci sono stati, voi non potete negare che l'unica arma che noi abbiamo avuto per arginare questa gravissima pandemia è stato il vaccino. Non lo potete negare. C'è chi non ha voluto vaccinarsi, è beato lui, ma ce ne sono tanti, cioè di fronte al fatto che migliaia di persone si sono salvate grazie al vaccino, questo non lo potete negare. Come puoi dire che uno che gli manca il respiro, che sente che ha le crisi respiratorie, può essere curato a casa? Meno male che c'erano gli ospedali col pronto soccorso, con le terapie intensive che li hanno salvati, meno male. Ma tu non hai mai fatto un giro negli ospedali? Io li ho fatti i giri negli ospedali perché conosco medici, gente che dice grazie che mi avete salvato. Io ho fatto i 3 vaccini e nonostante questo proprio 10 giorni fa ho preso il Covid. L'ho preso perché questa nuova variante è più infettiva del solito, ma grazie al cielo che sono stata vaccinata. Io dicevi tu, l'ho curato in casa, adesso ho potuto curarlo in casa, ma quando c'è stata la pandemia non potevi curarlo in casa. Grazie al cielo che sono stati previsti gli ospedali con le terapie intensive, grazie al cielo che ci sono medici che sono morti per curare gli altri ammalati. Ringraziamo il cielo che abbiamo avuto la fortuna di avere i vaccini che hanno salvato centinaia, migliaia di morti. Bene, questo non lo potete dire. Sì, qualcuno è morto anche per il vaccino purtroppo e di fronte alla morte di chiunque uno deve inchinarsi e deve portare rispetto, ma pensa che cosa ha evitato, cioè Pirina e Vigile Attesa sono riusciti a risolvere molti problemi, effettivamente hai ragione. Ma ci sono medici che hanno curato. Io sono stata curata in casa l'ultima volta, io e anche mio marito, non abbiamo avuto per fortuna le crisi respiratorie e ci siamo curati in casa. L'antibiotico perché io avevo mal di gola e mio marito la febbre, e ci siamo stati 12 giorni di isolamento e ce la siamo cavati, ma con 3 dosi di vaccino. Però purtroppo chi non si è vaccinato e che purtroppo ha contratto il virus ha avuto grossi problemi. Quindi non possiamo negare l'evidenza. Tutto chiaro. Allora ricordiamo agli amici a casa che c'è la possibilità. È stato sempre invitato a farlo. Ricordiamo agli amici a casa che se avete voglia potete, piuttosto che telefonare, fare commenti sulla diretta Facebook. Quindi andate su Insieme delle Persone TV, c'è Stefania che poi leggerà quelli più pertinenti e potete commentare sotto la diretta, quindi avete questa possibilità di lasciare un commento o fare una domanda. Ilaria, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto Wanda? Sì, allora c'è stata una discriminazione nei confronti di coloro che non si sono vaccinati e questa discriminazione ha un nome ben preciso, si chiama Green Pass, è uno strumento che
ha di fatto indotto una coercizione, ok, che però è una coercizione mascherata, e io trovo che dal punto di vista delle istituzioni aver utilizzato questo strumento, anziché prendersi la responsabilità di un obbligo vaccinale che è arrivato molto tardivo e che è andato a sovrapporsi comunque allo strumento del Green Pass, è stato un gesto che secondo me ha dato un altamente diseducativo dal punto di vista del messaggio che viene dato ai cittadini, perché dimostra che lo Stato può prendersi la libertà di andare oltre le sue stesse regole. Siccome lo Stato ha dei requisiti da rispettare per poter mettere un obbligo vaccinale, e su quei requisiti bisognava ragionare, perché si parla di farmaco, quindi si parla di pro e di contro, e lì bisognava rimanere sui pro e sui contro, invece lo Stato ha cercato di ottenere un risultato diverso andando a usare uno strumento che non prevedeva la responsabilità dello Stato, ma che di fatto costituiva un obbligo vaccinale, perché quando io ti faccio scegliere tra il tuo stipendio e il fatto di inocularti, io ti sto costringendo. Avere uno Stato che si comporta così, secondo me, è sbagliatissimo e bisogna fare ammenda degli errori fatti, perché anche coloro che hanno sostenuto questo strumento devono convenire sul fatto che lo Stato non dovrebbe prendersi queste libertà, andare oltre se stesso. Quando uno Stato supera i suoi stessi limiti, vuol dire che è in grado di fare qualsiasi altra cosa. Ecco, leggiamo Stefania leggiamo che quel messaggio del signor Diego, che magari, ecco, leggilo un attimo. Sì. Informate la signora Pellizzari che i morti del 2021 sono uguali ai morti del 2020. Ecco, dati ISIS, è Istituto Superiore di Sanità. Francesco, vuoi dire la tua? 30 secondi ti do, non posso darti di più perché... Posso dire la mia. Allora, io capisco che chi non si è voluto vaccinare si arrampica sugli specchi, dice ma avete fatto il Green Pass, di fatto ci avete costretto. Io dico solo questo: il 95% della popolazione di una certa età si è vaccinata ed è libera. È un zoccolo duro di gente che ha paura, anzi sono di due tipi quelli che non si sono vaccinati: quelli che hanno paura e quelli non puoi fare niente, e quelli che sono furbetti, i furbetti del quartierino, quelli che dicono beh vaccinatevi voi, e poi si raggiunge la vaccinazione, come si chiama? L'immunità non esiste. E siamo liberi tutti. Ecco, io questi proprio non li sopporto, perché sia chiaro. Il Green Pass ci voleva perché alcune regole ci vogliono. Se tu vuoi guidare la macchina ti devi prendere la patente, altrimenti non puoi guidare la macchina, caro Roberto. Questo è il problema. Punto e basta. Poi tu non ti vuoi vaccinare, peggio per te, perché la differenza fra me e te è che quando io prenderò il Covid sarà un'influenzina. Quello se che ho tu preso prendi io il Covid rischierai la Ho fatto il Covid il 14 gennaio. Che tu finisci in terapia intensiva. Ho fatto il Covid il 14 gennaio. E questo mi fa 37,3 e 10 giorni chiuso a casa a fare il giardino. Comunque sia, leggiamo cosa dice la parte finale di quel messaggio, Stefania, ricordiamo cosa. Dai. Dice la signora della Lega era vaccinata e ha preso il Covid e ancora beatifica i vaccini, e sempre questa signora lo sa che il 90% dei morti del 2021 erano vaccinati? Ecco, questa è una non è vero assolutamente, questo è quello che ma viene assolutamente detto è stato dichiarato da tutti i medici che ricoveravano gli ammalati, lo hanno detto tutti, non sono virologi ma sono medici che sono in prima linea. La maggior parte delle persone che purtroppo hanno perso la vita erano persone non vaccinate, non lo dico io che non sono un medico, ma forse all'inizio, magari adesso non comunque so, i medici hanno dichiarato che la maggior parte di coloro che dico ancora purtroppo hanno perso la vita erano persone non vaccinate. Non lo dice Wanda Pellizzari, non lo dice la Lega, lo dicono i medici. Però quindi... Roberto, c'è un'altra questione, che poi alla fine mi vaccino, non mi vaccino, faccio la riunione, sono sovversivo, la libertà, la Costituzione, il Green Pass sì, no, coercizione, mi obbligo. Però c'è un problema alla fine, la vita reale. Quante aziende hanno chiuso
per colpa di difficoltà, non parliamo di qualche mese, vabbè, sono 2 anni e 2 mesi che siamo vittime di questa situazione qua, ricordiamoci era i primi di marzo del 2020, quindi sono 2 anni abbondanti, aziende chiuse che non hanno mai potuto riaprire, in difficoltà, persone in cassa integrazione, ristoranti che ancora si stanno leccando le ferite, chissà quante anni e anni ci vorranno per recuperare i debiti accumulati di affitto, tasse che continuano ancora. Però questa cosa non la dice nessuno. Ma, caro Vincenzo Lovino, stai dicendo una cosa falsa? Ma no, scusa Francesco, guarda, ti do ragione. Francesco, cioè, Lovino sta dicendo una cosa falsa, perché secondo questo governo, stiamo andando a gonfie vele. L'occupazione è massima, c'è solo il 4% di disoccupazione. Piccolo dettaglio, piccolo dettaglio, a prescindere che è sbagliato il 4%, comunque, piccolo dettaglio che se tu vai a analizzare, perché è come quando c'è la gente che legge i titoli del giornale e crede di aver letto l'articolo. No, a prescindere che ormai non credo neanche più ai giornali, ma questo è un altro paio di maniche. Allora, il titolo è 4% di disoccupazione, poi vai a analizzare se ne sei capace, Francesco, ok? E vedi che la maggior parte dei nuovi assunti sono a tempo determinato attraverso la maggior parte aziende di surrogazione di lavoro. Quindi vuol dire che è gente che sta prendendo meno di quello che è lo stipendio che dovrebbe prendere, perché una quota parte va alle aziende surrogatrici. Secondo, la professionalità e la qualità delle persone che vengono assunte in questi modi molto spesso è lacunosa, perché è gente che pur di lavorare, e li capisco, fanno qualsiasi cosa. Faccio un esempio banale. Ospedale di Mestre, situazione che conosco molto bene. Ora, l'ospedale di Mestre, grazie a non licenziamento, ma alla sospensione di numerosi medici, quindi non idioti, gente che sa di medicina, che ha voluto non sierarsi, perché ogni volta che si parla di vaccino mi sta qua sulle scatole, è un siero, non è un vaccino. Dopo se vuoi ti spiego che cosa vuol dire vaccino e cosa vuol dire siero. No, grazie. Perfetto. Allora, molti medici sono stati sospesi e vengono assunti adesso attraverso delle cooperative di surrogazione del lavoro delle persone che non hanno competenze, oppure, più grande cazzata ancora, e mi ero dimenticato di ribadirlo su quello che diceva prima la signora Pellizzari, vengono adesso portati negli ospedali italiani medici ucraini. Ora io adesso non voglio discutere della guerra, ma discuto del sistema sanitario. Allora, prima la signora diceva ma dall'Ucraina vedi che vengono donne e bambini perché gli uomini devono rimanere a combattere. Ma come cacchio è possibile allora che tutti i medici stiano arrivando qua? Com'è possibile che un medico ucraino vada via dall'Ucraina quando dovrebbe curare i suoi, che sono feriti, che sono ammalati? Dovrebbe rimanere là, invece guarda caso ce ne sono una botta che arrivano qua. Perché? E perché li assumiamo? E guarda caso, dato che in Ucraina c'è lo 0,16% dei vaccinati, dato così, giusto per sorridere, i medici che verranno in Italia e andranno negli ospedali saranno per lo più non vaccinati, e voi col vostro governo avete detto va bene e avete fatto una surroga. Ma vi rendete conto anche in questo caso di quanto assurdi, falsi, ipocriti siete? Punto di domanda. E torno Gentile. Guarda Roberto, il tuo discorso è come minimo, non posso che definirlo patetico. Patetico. Tu sei l'esemplificazione del male. Tu sei l'ideologo di Putin in Italia. Qualunque cosa. Ma cosa c'entra? Io condanno le guerre. Contro gli ucraini la stai dicendo. Ma io condanno le guerre, condanno anche la spedizione di armi. E continuiamo a sostenere l'Ucraina. Che tu ne dica, che tu ne pensi, perché grazie a Dio il 90% del paese sta con me. Quale Ucraina? L'Ucraina del Donbass e della Crimea o l'Ucraina del centro? Né con te e né con Putin. Potete fare quello che volete, ma tanto si farà come diciamo noi. E quindi democrazia grande, aiuteremo in tutti i modi possibili. Bene, lanciamo la pubblicità, poi continuiamo. È di sinistra questa, facciamo quello che vogliamo. No, questa è democrazia, noi siamo il 90%, voi siete insignificanti. State rincoglionendo la gente con i mass media, grazie tante. Inutili. Va bene, lanciamo la pubblicità e poi torniamo in diretta. Tu parlavi dell'intelligenza.
sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nualese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Il Centro Consorzi presenta Unidolomiti, il nuovo settore dedicato all'università e all'alta formazione. Ampie le possibilità di scelta con la triennale di mediazione linguistica classe L12 con 4 diversi indirizzi: criminologico, marketing e comunicazione per l'impresa, turismo e sviluppo locale, agroalimentare e sostenibilità ambientale. E ancora convenzioni con le maggiori università online. Una scelta anche per lavoratori di 84 indirizzi e corsi di alta formazione con la Libera Accademia Indef di Bellinzona. Centro Consorzi a Sedico. Alta la formazione, sempre. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nualese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Il Centro Consorzi presenta Unidolomiti, il nuovo settore dedicato all'università e all'alta formazione. Ampie le possibilità di scelta con la triennale di mediazione linguistica classe L12 con 4 diversi indirizzi: criminologico, marketing e comunicazione per l'impresa, turismo e sviluppo locale, agroalimentare e sostenibilità ambientale. E ancora convenzioni con le maggiori università online. Una scelta anche per lavoratori di 84 indirizzi e corsi di alta formazione con la Libera Accademia Indef di Bellinzona. Centro Consorzi a Sedico. Alta la formazione, sempre. Bene, eccoci di nuovo in diretta, 22:02, vi posso garantire che comunque la discussione è continuata anche fuori onda. Ricordatevi che siamo in diretta qui dai studi di Canale Italia Padova, ma anche in diretta Facebook e in diretta YouTube. Basta andare sulla pagina Insieme alle Persone TV e potete lasciare un commento sulla diretta, così magari quello più pertinente verrà letto da Stefania. Stefania, che vorrebbe dire qualcosa anche all'ospite Francesco Scopelliti a proposito del famoso 90%. Sì, vorrei chiedere perché ogni volta insiste a dire di questo 90% che è un'informazione che non è vera. Perché non è vero che il 90% delle persone sono con voi favorevoli al vaccino. Perché secondo me quelli favorevoli non arrivano nemmeno al 50%, sono quelli che si sono vaccinati lo scorso anno, volontariamente, senza il Green Pass. Poi col Green Pass un po' alla volta sono vaccinati quasi tutti, ma da dire che mi sono vaccinata e sono favorevole ce ne passa, secondo me. Anche perché, insomma, chi ha un'attività ha avuto seri problemi, non indifferenti, e io non accetto un discorso del genere. Poi un'immunità
con un vaccino anti-influenzale, non so da dove venga fuori sta notizia, perché è impossibile. Già ci stanno, scusa, quarta dose di un vaccino di una malattia di 2 anni fa, ma scusa un attimo, secondo me stanno prendendo in giro. E io sento medici che dicono la quarta non me la faccio. Vabbè. Non lo so. Stefani, ti volevo dire che io per mia indole politica e religiosa non discuto con i talebani, quindi su questa cosa voi siete talebani e io con voi discuto, punto e basta. Io ho delle certezze e una delle mie certezze è che la quasi totalità della popolazione italiana ha accettato il vaccino. Voi non vi volete vaccinare? Pazienza. No, io mi sono vaccinata, ma scusami, ma siamo alla quarta, quinta variante. Rischiate di morire. No, io che sono vaccinato non rischio più di morire. Ecco, a me di voi, francamente... No, ma guarda che io sono vaccinata, sono stata obbligata, perché o lavori o ti vaccini, vabbè. Allora scusami, ti sei salvata? No, non mi sono salvata, vediamo che cosa succederà. Però siamo alla quarta, quinta variante e stiamo ancora facendo lo stesso vaccino di 2 anni fa. Cioè, l'antinfluenzale lo cambiano ogni anno. Guarda, chiama Buriotta, te lo spiego. No, ma io non chiamo nessuno perché io non ci credo a queste persone. La mia ragione me la sono fatta. Sentiamo Ilaria, come questa discussione sul 90% che Scopelliti ha portato avanti, cioè è pregnante il fatto che comunque non sono tutti d'accordo al 100%, va bene, diciamo pure il 100%, però comunque evidentemente ricordiamoci quante persone infatti si sono vaccinate, e io mi ricordo i giornali che dicevano dopo le minacce di Draghi più 200.000 vaccinarsi, quindi evidentemente vuol dire che queste persone non erano convinte del vaccino, sono state costrette. Le abbiamo convinte, con le buone o con le cattive. Ma neanche con le cattive, Guardi, no, con le cattive. Dai, sentiamo Ilaria. Più si esprime e più in realtà io evito anche di parlare perché è un'ottima pubblicità di quanto il Green Pass sia assolutamente uno strumento deleterio. Vorrei dire che l'affermazione del 90% sono con noi è indicativa della distanza della politica dai cittadini, proprio indicativa del fatto che a certi livelli poi della politica si è perso completamente. Ma guarda che è un basso livello. No, lo so, ma lui rappresenta un partito che rappresenta ed è, diciamo in questo senso, in questa trasmissione, un portavoce di un partito che è al governo. Allora è proprio indicativo del fatto che c'è questa distanza ormai abissale tra quello che pensano coloro che governano e quello che è la sensibilità dei cittadini. E lo dico perché a Bassano abbiamo fatto un'azione politica, perché questo è una votazione di una mozione che chiede al governo di abolire il Green Pass con il termine dello stato di emergenza. Attenzione, non significa avere una roadmap di dismissione, significa dire che il Green Pass non deve esistere nemmeno un solo giorno dopo la fine dello stato di emergenza, perché altrimenti significherebbe considerare il Green Pass uno strumento ordinario. Allora, questa mozione è stata votata positivamente il 24 di marzo e voi non sapete il livello di apprezzamenti che abbiamo ricevuto come amministrazione, un po' tutti come amministratori, il sindaco stesso, ma da diversissime anche parti d'Italia, per aver fatto questa azione semplicissima, perché forse addirittura avremmo potuto farla anche prima, però almeno è stato un segnale forte nel nostro piccolo di Parlamento cittadino. E voi non sapete il gradimento che ha avuto nella società. Perché? Perché la gente è stanca, marcia della gestione, che ormai non ne può più, di questa gestione coercitiva, di queste regole, di questi vincoli, di questa cristallizzazione della vita naturale, fatta di limiti e di tutto quanto, e i politici ancora oggi
sono convinti di fare una roadmap di dismissione. Ma io dico, ma dove vivete? ma dove viviamo? vivete? Viviamo. Quello strumento deve finire con lo stato di emergenza, altrimenti significa che noi abbiamo accettato implicitamente che uno strumento straordinario, dall'enorme impatto sulla società, sia diventato magicamente da un giorno all'altro, senza colpo ferire, uno strumento che un ministro può accendere e spegnere quando vuole. Non è così, non è E così. invece è così. No, non E è dire così. il contrario vuol dire Non o è essere così, ingenui politicamente, non è così, e dico che ha oppure salvato- essere falsi no. intellettualmente. No, perché uno strumento falso- straordinario... falso intellettualmente non lo può dire. Wanda, scusa Francesco, scusa, Wanda, non stiamo parlando del passato, stiamo parlando di adesso. Verrà adesso non dismesso, serve- però servirebbe non possiamo più. neanche dire che è stato uno strumento Però sentiamo, scusa, coercitivo, Francesco. perché ha permesso di salvare molte vite. È uno strumento Abbiamo coercitivo. Vabbè, ma abbiamo stiamo parlando evitato di adesso, però, non e di lo passato, sarà dismesso, però cercheremo comunque di sempre mantenere le difese, perché non è, dobbiamo cominciare a pensare che dovremo convivere con questo virus, con le sue varianti che purtroppo ci sono. Adesso quella che c'è in giro in questi giorni, che ho preso anch'io, è la variante più contagiosa che ci sia, che però è meno letale, per grazia di Dio. Ci sono ancora tanti morti lo stesso, però lo guardavo oggi, ce n'erano abbastanza anche oggi, per cui si continua a morire. Io credo che comunque il sistema di precauzione non sia mai eccessivo. Arriveremo a toglierlo sicuramente, è stato uno strumento che ha fatto anche, non dico dei danni morali, ma insomma comunque ha limitato il lavorare di molte persone, il vivere di molte persone, ma non dimentichiamo che anche è stato un grandissimo mezzo per salvare tante vite umane, perché il contagio era evidente, il contagio era spaventoso. Ancora adesso la gente ha paura di contrarre il virus, perché se lo contrai, cara mia, 12 giorni di isolamento, per fortuna adesso arriva con una diciamo gravità che non è preoccupante, però chi arriva a casa e dopo 2 o 3 giorni non respira più e deve essere portato in ospedale e ha paura di morire, bisogna provarlo. La gente che ha provato dice: meno male che mi hanno salvato, meno male che c'era il vaccino. Roberto Girmo, che qui alla fine il genere umano, arrivato la specie dominante, l'essere umano, sia arrivato così, diciamo, da un altro pianeta, e sia arrivato in un pianeta che non conosce, quindi il sistema immunitario, come è successo con gli spagnoli quando hanno invaso il Perù, il Messico, no? Sono arrivati, hanno portato il raffreddore, hanno fatto una strage. Non so se qualcuno si ricorda quando si è studiato questo aspetto. Eppure abbiamo un sistema immunitario nostro di difesa, abbiamo superato diciamo decenni e decenni di malattie, eccetera, anche gravi. Però ecco, quello che magari stupisce è questo accanimento. Poi magari basta fare 10 chilometri, andare oltre confine, 100 chilometri, e magari cambia completamente la strategia di un altro governo. Ci sono governi sempre del panorama europeo che non hanno adottato politiche restrittive, non hanno usato il Covid, non hanno usato il Green Pass, hanno limitato la vaccinazione. Oggi mi hanno riferito parecchie persone che non si sono vaccinate, mi hanno detto di dirlo, io lo dico volentieri, stanno arrivando anche le famose cartoline verdi con la multa dei 100 euro, anche a gente che ha perso il lavoro, quindi o stato sospeso. Quindi è una situazione un po' paradossale, cioè, dov'è la verità allora? Come mai qui è tutti così rigorosi, eccetera, vado in Austria, magari la situazione è diversa, vado in Svizzera è un'altra, vado in Svezia è un'altra, eppure è sempre Europa, chissà, magari la latitudine... Allora, in qualità di talebano, come ha detto prima Francesco, io ovviamente non ho la verità in tasca, e lungi da me asserire di avere la verità in tasca. Ci sono altri che invece sono savi e dotti, che dicono hanno ragione loro, e mi sto riferendo a Francesco Pelletti. Ma il concetto è molto semplice, in realtà molto semplice, molto grave più che altro. Adesso ti faccio contento, Francesco, adesso faccio il complottista, così me ne puoi dire ancora un po'. Okay? No, questa mi mancava. Aspetta, adesso ci arrivo. È un complotto demopluto giudaico-massonico, sicuramente. Ma l'hai detto tanto bene che non avrei potuto dirlo meglio, guarda. Comunque, a parte le battute... Dai, ascolta, a parte le battute, io sono fermamente convinto che tutta questa situazione sia stata pianificata per tempo. Sì.
No, lasciami finire, dai, dopo ti faccio rispondere così me ne dici quante ne vuoi, no? Ci troviamo in una situazione dove l'economia mondiale è in grande difficoltà, ma lo era prima del Covid. Il sistema economico mondiale di fatto era già andato in default. Paesi come la Grecia sono falliti, i famosi PIGS, no? Portogallo, l'Italia, la Spagna, la Grecia, l'Irlanda erano tutti quanti paesi che ancora nel fine anni 90 dovevano essere considerati falliti. L'economia del debito, perché di questo, cioè, l'Europa e il mondo vive con l'economia del debito, perché in realtà è questo la vera dicotomia economica è questa, che non si sta vivendo con un'economia di progressione, ma con un'economia di debito. Ti scambi le passività per poter rialzare i bilanci. In questi giorni, parlando di calcio, che è un tema che piace a tanti, ci sono squadre di calcio che sono inquisite proprio per giri strani di bilanci strani. Okay? L'Inter no. Bravo, l'Inter no, almeno fino adesso no. Ma a me non frega niente del calcio, era solo una battuta. Guarda, quindi il concetto è che questa economia è saltata. Dovevano trovare una soluzione per riequilibrare, per mantenere il potere. Una delle soluzioni era il default. D'altro canto, fare una guerra mondiale è complicato, perché di solito quando ci sono delle guerre mondiali l'economia crolla e poi chi ha soldi rifà altra economia e guadagna ancora di più. Però era complicato fare un'altra guerra. Sicuramente il Covid è paragonabile, economicamente parlando, ad una guerra, perché ovvio non ci sono le istruzioni, non ci sono tutti i morti di una guerra, però comunque è paragonabile a livello di economia di guerra. Quindi quando si parla di economia di guerra è un dato di fatto oggettivo. Oggi siamo in situazioni molto gravi. L'Italia poi, tra le altre cose, e questo non smetterò mai di dirlo e ne sono fermamente convinto, e spero che su questo, almeno su questo anche Francesco sia d'accordo, l'Italia di base è un paese fallito, se non fosse per i risparmi degli italiani. Tant'è che qualche anno fa una del partito di quel signore barbuto là, che è barbuto come me, però io sono più bello, allora, la signora Boschi in un'intervista ha detto, testuali parole, bisogna mettere le mani nei portafogli dei risparmi degli italiani. Okay? C'è tanto intervista, posso portarti. Fammi finire. Ora, con questo sistema le pele nel cervello, ma che sì, lo so. Meglio due pere che il nulla cosmico. Allora, quindi sostanzialmente ci sono riusciti. Ci sono persone, tantissime persone in Italia che oggi per rimanere a galla oppure avere la cosa che arriva qua, e per cosa penso che chi ascolta abbia capito, deve svuotare qualunque tipo di portafoglio potesse avere, se ne aveva, okay? Perché altrimenti non arriva a svangare il mese. Ci sono bambini da portare a scuola, che poi forse se non hai il Green Pass non puoi portarli a scuola, ci sono multe che arrivano che sono coercitive e vessatorie. Comunque non ti preoccupare per le multe. Faccio pubblicità adesso. L'associazione Soccorso Veneto, nata apposta per aiutare le persone che ricevono sanzioni. Tant'è che nel sito di Soccorso Veneto, chiunque riceva sanzioni o semplicemente la lettera che sta arrivando adesso, che non è ancora la sanzione, ma è l'avviso di sanzione, okay? Diamo una mano su come muoversi proprio per prepararsi a queste cose qua. Vogliamo intasare le procure. Tanto, guarda, grazie o per sfortuna, dipende dai punti di vista e dai momenti, perché qui sono camaleontico anch'io, grazie alla lentezza burocratica della legge, una multa da 100 euro va al giudice di pace. I giudici di pace sono già di base intasati perché sono sottodimensionati in modo incredibile. Quindi, prima di andare a discutere di 100 euro, chissà tempo che passerà. Io mi auguro, finisco Francesco, io mi auguro che, fatto salvo l'articolo 60 della Costituzione, che ricordo, per chi si fosse dimenticato, recita che le elezioni non si fanno in caso di stato di guerra, ok? Fatto salvo che non ci sia questo articolo 60 tra un anno, questi mentecatti che sono al governo e i mentecatti che gli vanno dietro saranno fatti fuori. Non so ancora come, ma me lo auguro fortemente. Senti Ilaria, la domanda ovviamente non la faccio
Vanno a Perizzari, però aspetta Francesco, però non capisco, io mi ricordo che quando è arrivato Draghi in febbraio dell'anno scorso, Berlusconi principalmente, Salvini ovviamente a ruota, ha detto bisogna entrare in questo governo perché nel momento tropico, tutti dentro, eccetera. L'emergenza ci impone, questo è stato diciamo, il disco vendita, come si dice, propinato in tutte le salse, bisogna entrare nel governo perché bisogna salvare l'Italia, l'emergenza. Però adesso effettivamente questo stato di emergenza non c'è più ufficialmente, i dati sono in calo, cioè chi studia come me magari ogni giorno la curva perché mi devo documentare che i morti purtroppo sono, comunque la gente muore lo stesso, cioè nel senso non dicono mai chi muore, attenzione, fateci caso sui giornali, non dicono mai che età hanno le persone che muoiono, ma è comunque rispettabilissimo purtroppo, però comunque la curva è in discesa, leggermente continua a scendere, però rimane il fatto che comunque questi partiti di destra, quindi che nulla hanno a che vedere col mandato elettorale, con il consenso elettorale ricevuto a marzo 2018, che ovviamente chi ha votato Forza Italia e Lega non ha votato PD e viceversa, ecco, si trovano tutti assieme per governare una cosa che non ha più ragione di essere, l'emergenza è finita. Che senso ha, che l'ho chiesto anch'io sui social a Salvini e a Berlusconi, l'ho chiesto, che senso ha che voi continuate a stare in un governo che comunque è di sinistra, perché Movimento 5 Stelle, Lega, Italia Viva e comunque PD sono di sinistra. Chi ha votato Lega e Forza Italia non ha scelto di condividere il voto con persone di sinistra, credo. Ilaria. Ma premetto che io sono di una lista civica, però dal punto di vista della logica, diciamo, dei partiti, effettivamente è una cosa che non riesco a spiegarmi nemmeno io, e vorrei anche uscire un attimo dalla logica semplice di partito e vorrei dire: ma per quale motivo un qualsiasi parlamentare dovrebbe sostenere l'idea che strumenti eccezionali, nati, introdotti, sostenuti, motivati da motivazione di emergenza, debbano continuare anche dopo che loro stessi dichiarano che l'emergenza è finita? Cioè la logica imporrebbe, e l'onestà intellettuale imporrebbe, che un politico prendesse il coraggio e dicesse: se abbiamo deciso che lo stato di emergenza è finito perché i numeri dicono così, anche gli strumenti che abbiamo generato noi devono terminare con esso, e non ma tanto finisce a giugno, ma tanto finisce a maggio, ma tanto finisce a settembre. È una cosa di principio, perché una volta che tu trasformi uno strumento straordinario in strumento ordinario, significa che lo fai entrare nella vita delle persone quando e come meglio ti servirà. Allora l'onestà intellettuale di un politico dovrebbe impedire questo, perché se c'è qualcosa di veramente, diciamo, allarmante, che va al di là del vaccino, va al di là della pandemia, va al di là è proprio il fatto che uno Stato non abbia remore nel comportarsi come meglio crede davanti ai cittadini, superando le sue stesse regole. Io dico, dobbiamo rimettere nei ranghi il governo e dirgli che deve tornare nel buon senso, okay, e non giustificarsi sempre passando da un'emergenza all'altra, e di fatto trattando i cittadini. Vogliamo parlare del Parlamento? Quanto asfaltato è stato il Parlamento? Se io fossi una parlamentare sarei arrabbiatissima, okay, indipendentemente dal colore politico. Tutto chiaro. Roberto, poi mi chiedo anche un'altra cosa. Cioè, la Lega, Forza Italia, marzo 2023, maggio, non si sa quando, potrebbe essere una data, poi torneranno, verosimilmente, perché non sappiamo lo scenario politico, però torneranno nel centrodestra e diranno: votateci noi che siamo nel centrodestra, dopo che magari sono stati, se non cade il governo. Non faccio queste domande a Vanna Periziani perché sono la risposta la so già, la potrei immaginare. È quella che è naturale, non è che sia la mia risposta. Effettivamente queste persone poi torneranno a fare campagna elettorale dicendo: noi del centrodestra uniti contro il PD, contro il Movimento 5 Stelle. Cioè, ecco, io penso che sia io mi immagino sempre il contadino, la persona al bar del centro Italia che dice: aspetta, ma questi qua sono stati 2 anni col PD e col 5 Stelle, adesso sono nella Lega e dicono che non... Sì. Cioè, magari 2 anni, 5 anni. Sì, ma... 5. Comunque allora, facciamo così, io e Ilaria abbiamo delle idee su molte cose simili.
Scusate, mi fate parlare? No, non ti faccio parlare, perché la prossima volta vieni qua in trasmissione invece di andare in smart working nella casa in montagna. Scopelliti, poi sentiamo, dopo ti sento, dai. Un punto di sciocchezza. Promesso che voglio sentire Roberto Agirmo. Allora, Allora, facciamo così. Stavo dicendo che con Ilaria abbiamo molte idee simili su tanti argomenti. La sua domanda è fondamentalmente retorica. Allora, scusa Francesco, finisco. Allora, perché i parlamentari sono ancora là? Faccio un passo indietro. 2017. Referendum per l'autonomia del Veneto e della Lombardia. Il 98,1% di coloro i quali sono andati a votare hanno votato sì, vogliamo l'autonomia. Ricordo il presidente della regione Veneto che diceva più o meno, in tempi più o meno non sospetti, allora se non ci danno l'autonomia con le 23 competenze, 24 competenze, 23 competenze, praticamente porto i veneti in piazza. Poi diceva, ragazzi, siamo arrivati a Natale, ormai ci siamo, grazie al lavoro della ministra, eccetera. No, prima, amore mio. Sì, ma dopo. Aspetta, finisco. Ora, io mi sono domandato già all'epoca perché i parlamentari veneti di tutti gli schieramenti, perché se il 98,1% vota l'autonomia, vuol dire che da estrema destra e estrema sinistra hanno votato l'autonomia, ok? E quindi io mi sono domandato perché i parlamentari veneti di tutti gli schieramenti non abbiano detto, ragazzi, sapete che vi diciamo? Dopo che il popolo, democrazia, demos, kratia, se qualcuno, dopo magari Francesco traduce, ok, se il popolo dice vogliamo questo, teoricamente dovremmo riuscire ad averlo. E sono rimasti lì. Si dice in Veneto, anche se siamo a livello nazionale, per carega. Carega vuol dire sedia, scranno, 14.000 euro, ok? Lo stesso identico motivo vale anche oggi. In realtà oggi abbiamo un governo che è a 360 gradi, perché quando mi si dice che c'è Fratelli d'Italia all'opposizione è una palla clamorosa, non è all'opposizione, ha fatto degli accordi perché non potevano essere tutti dalla sua parte e il vantaggio di essere all'opposizione è quello di essere cresciuto in termini percentuali. Tant'è vero, ma no, è la realtà delle cose, chi lo nega diciamo che è poco intelligente, non dico altro, o quantomeno poco lungimirante. Quindi sostanzialmente è sempre per il solito motivo. Hanno paura di perdere i privilegi. Basta vedere i 5 Stelle, un partito nato per aprire come una scatoletta di sardine il Parlamento, che si è messo dentro la scatola di tonno, si è messo assieme alle sardine e ci sta da Dio. Quindi ragazzi, sì, ma dopo quando diranno io mi auguro che non ci siano solo loro tra un anno e mezzo, sempre che andiamo a votare. Francesco Scopelliti, hai 2 minuti di tempo, non di più, veloce, sintetico. Allora, prima questione. Intanto i parlamentari che cosa fanno là? Votano la fiducia. I parlamentari hanno il potere di mandare a casa questo governo. Se non lo fanno ci sarà un motivo. Probabilmente 14.000 euro, amore. Prima questione. Seconda questione, io non so dove vive Agirmo, io vivo in una città piuttosto ricca, tutto sommato, vorrei dire a Roberto di leggersi La società signorile di massa di Luca Ricolfi, dove sostiene Luca Ricolfi, che è un sociologo importante, che dice che il nostro è un paese molto ricco, tanto ricco che più del 50% della popolazione vive senza lavorare. Terza questione. Non è ricchezza, è a sussidiarietà e assistenzialismo. Noi siamo il quinto paese al mondo per economia. Se noi siamo poveri o disgraziati, come state dicendo in questa trasmissione, figuriamoci il Gabon o l'Alto Volta o la Serbia. Io non lo so dove vivete voi, ma che macchine avete? Secondo me, per esempio, Lovino c'ha una Mercedes sicuramente. Come se l'è comprata questa Mercedes? Gliel'hanno regalata? No, se l'è comprata perché è un paese ricco e Lovino è un giornalista ricco. Dico lui perché parlo di lui, perché così... Tu non ti scontri col mercato tutti i giorni, vero? Tu sei un dipendente statale o sbaglio? Roberto, detto questo, ora io scherzo molto, lo sapete,
tu fai un mestiere, tu fai un mestiere da imprenditore che è stato il più sfigato di tutti in questi 2 anni, e io ti riconosco il fatto che se sei riuscito a sopravvivere sei un eroe, e io ti stimo molto per quello che fai. Detto questo, però, gli imprenditori non sono tutti nel settore dei viaggi e del turismo. Per esempio la grande distribuzione è diventata ricchissima. Vai a vedere quanti soldi sta facendo Generali. Bene, bene, Francesco, grazie. Dobbiamo un po' chiudere. Leggiamo una... Togliete l'audio, per favore, togliete l'audio Scopelliti. Francesco, leggi questo messaggio molto molto interessante. Non esiste più né destra né sinistra, sono dei bari che vanno a braccetto, bisogna votare una forza nuova che non siano i soliti e neppure i 5 Stelle. Sì, però una precisazione. Allora, siamo in chiusura ormai, perché mi sembra che ormai manca un minuto. Volevo ovviamente ringraziare i telespettatori e anche le persone che si sono collegate da casa su Facebook e su YouTube. Ringrazio, tu volevi aggiungere qualcosa? Sì, dato che ho letto un messaggio, a chi mi chiede è www.soccorsoveneto.it, lì si possono fare le mail per chiedere assistenza. Mettiamo il sottopancia per Agirmo, magari facciamo vedere il sottopancia a regia, così che abbiamo... Facilissimo, www.soccorsoveneto.it. Ecco qua, sotto il nome di Roberto Agirmo c'è il... fatevi una bella foto col cellulare e poi andate a vedere i numeri. Ecco, allora voglio ringraziare ovviamente la puntata, grazie anche allo spumeggiante Francesco Scopelliti, la possibilità, con lui è sempre una garanzia che ormai insomma possiamo discutere serenamente, una gran cosa questa, Francesco, che hai una grande qualità, possiamo discutere di tutto. Dirigente Italia Viva, candidato sindaco anche te oppure a Padova, no? Io corro solo per un Ministero del Lavoro. Perché altre cose non sono d'accordo. Corri piano però, Francesco, ma io così che non ti arrivi, magari seria un disastro. Poi saluto Ilaria Brunelli, consigliere comunale Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, lista civica, e veramente grazie anche per questa iniziativa simpatica di considerare il Green Pass. Avete fatto questa istanza per annullare il Green Pass assieme allo stato d'emergenza. Wanda Perizzari, consigliere comunale Padova, la Lega, una persona che ama il territorio, quindi che si mette sempre... Volevo fare solo Certo, piccola. Volevo dire al signor Agirmo che è molto più facile stare fuori del governo, stare dentro il governo è molto difficile, e trovo invece che sia stato un atto di coraggio della Lega entrare al governo, anche perché, ve ne rendete conto, se noi riusciremo a non far mettere le mani nelle tasche degli italiani, sarà anche merito nostro e ci dovrete dire grazie. Comunque, ecco, secondo me la Wanda Perizzari rappresenta quello che dovrebbe essere veramente il politico, in giro a raccogliere sul territorio vero, a raccogliere le testimonianze delle persone, farle proprie e interpretarle. Quindi veramente, quando all'inizio della puntata abbiamo detto che Wanda Perizzari è candidato sindaco in senso virtuale, in senso di impegno, condivido pienamente e la seguo da questo punto di vista, è encomiabile. Non abbiamo avuto il dottor Renno Caggiano per un disguido. Roberto Agirmo invece, Associazione Soccorso Veneto, a disposizione questa associazione abbiamo lasciato e viva San Marco come sempre. Abbiamo lasciato anche un appunto sulla diretta Facebook, che dire, noi ci vediamo mercoledì prossimo, insieme alle persone c'è sempre. Grazie, a mercoledì. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è